È stato portato in sicurezza in una stalla il toro in fuga che scorazzava libero tra la zona industriale di Vicenza e l'autostrada A4, mettendo in pericolo l'incolumità di automobilisti e persone. Dal 23 maggio scorso, giorno in cui tra Vicenza Ovest e Montecchio, a seguito di un incidente in cui era stato coinvolto un camion che trasportava 51 capi di bestiame, si erano dispersi in autostrada diversi bovini che con la loro corsa incontrollata avevano creato scompiglio e disagio alla circolazione, con la chiusura per ore dell'autostrada, ma che poi erano stati recuperati e messi in salvo. Uno di questi, il toro in questione di circa 5 quintali, da allora risultava disperso e in questi giorni ne era stata segnalata più volte la presenza di giorno e di notte mentre pascolava in zona Vicenza Ovest. L'ultima segnalazione del toro vicino alla carreggiata ieri mattina, immediato l'intervento della Polizia Stradale di Vicenza, delle volanti della Questura e del Servizio Veterinario dell'ULSS. Intervento che non è andato in porto perché l'animale ha tentato a più riprese di caricare gli agenti e anche i tentativi di sedarlo non sono andati a buon fine, fino a che, in nottata in via dell'Edilizia a Vicenza, ne è stata nuovamente segnalata la presenza. Solo a quel punto, chiudendo le strade limitrofe al transito delle auto, la sedazione è andata a buon fine e il toro è stato trasportato e messo in sicurezza in una stalla autorizzata della provincia.